Nathan, dai, vuoi fare l'introduzione tua a Salotto? Va bene. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo episodio di Storia del Val di Noto, sempre qua negli studi di Salotto Siciliano, in compagnia del nostro ospite fisso Vincenzo Belfiore. Ciao cari. Vabbè, in compagnia di Nicola e di Mattia, tutti e due maturati. Sì, assolutamente maturi. L'ultimo episodio non erano maturi, stavolta Apparteniamo alla categoria MILF adesso. esatto. Grandi. Quindi Mattia. Vabbè, introduco l'argomento di cui dovremo parlare oggi, di cui ci parlerà Vincenzo in maniera più approfondita, un argomento già accennato nella scorsa puntata, che è quello relativo ai cavalieri netini che si sono offerti per andare a Malta e combattere lì. Prego, parola a lei. Maestro. Ma intanto l'idea dei legami tra la Sicilia e Malta è fondamentale per capire perché una così gran parte di cavalieri siciliani si offrì di soccorrere l'isola dopo l'assalto del pirata Dragut, quindi una delle più formidabili armate turche voleva conquistare questa spina nel fianco nel Mediterraneo, perché l'Ordine di Malta era sempre stato molto feroce contro l'Islam, contro gli infedeli, e quindi per la flotta turca sarebbe stata una liberazione distruggere l'ordine e occupare Malta come potenziale base anche contro la Sicilia. E Malta è sempre stato un pezzo di Sicilia, quindi per millenni dalla preistoria pare che proprio dalla Sicilia arrivarono i primi uomini che abitarono l'isola, e quest'isola che fa parte ovviamente dell'arcipelago siculo ha seguito le sorti della Sicilia in ogni passaggio, in ogni cultura che è stata presente in Sicilia, dai greci ai romani, agli arabi, fino a praticamente a questo momento, ecco, quando nella metà del Cinquecento l'Ordine di Malta ottiene dall'imperatore Carlo V in affitto l'isola, un affitto che ha un prezzo simbolico, cioè un falcone. Che cos'è un falcone? Un falco da caccia. Cioè, questo è il prezzo che deve pagare il Gran Maestro al re di Sicilia. Ogni anno a settembre c'è una cerimonia in cui da Malta viene inviato questo falco per simboleggiare, cioè comunque un pagamento al sovrano di Sicilia per il possesso dell'isola. Poi di fatto nell'isola l'ordine fa quello che vuole, cioè è assolutamente autonomo e indipendente, ma formalmente dipende sempre dal re di Sicilia. Quindi parliamo un pochino di quella che è l'effettiva funzione dell'ordine. Qui sbirciavo sul libro che hai portato tu, del fatto che serviva come strumento di ascesa sociale, di affermazione sociale più che ascesa, e che aveva dei legami naturalmente con la Chiesa e col fattore difesa del culto cristiano, a discapito di quello invece musulmano. Che ancora legami sembra con la Chiesa. Sì. Assolutamente sì. Un ordine che giura obbedienza assoluta al Papa, anche oggi il Sovrano Militare dell'Ordine di Malta. Tra l'altro proprio c'è stato un incontro in questi giorni tra il Papa Francesco e il Gran per le Maestro. processioni in zona, cioè ogni tanto c'è una rappresentanza dei Cavalieri di Malta, può essere? In certe cerimonie, in certe cerimonie particolari, l'ordine che ha alcuni rappresentanti a Siracusa, non mi risulta che ce ne siano ancora a noto dell'Ordine di Malta. Prima il Palazzo Castelluccio era una commenda dell'Ordine di Malta, cioè l'ultimo erede lo ha donato per l'accesso, diciamo, al rango più alto dell'ordine, cioè quando tu fai il voto di povertà e castità, perché sono a tutti gli effetti dei frati che fanno questa scelta. Oggi
dedicata all'assistenza, alla protezione civile, all'aiuto non solo dei cristiani. Ecco, c'è un ordine che ha questa finalità, diciamo, filantropico-sociale. Funziona tipo alloggi locali? Come funziona? Tipo massoneria che ha una cosa? No, perché la massoneria è antitetica come messaggio, cioè perché non ha lo stesso legame con questa obbedienza cieca nei confronti della cristianità, e hanno le commende, cioè dei punti di riferimento intorno ai quali si coagula un gruppo di cavalieri. A noto non mi risulta che ce ne siano ancora attive, però nel Cinquecento invece lo erano. E come? Quindi andando al centro della questione, alla spedizione di questi 5 la spedizione perché nasce? Intanto sono incalcolabili i legami tra la Sicilia e Malta per questa storia condivisa millenaria, ma ovviamente anche di noto con Malta, perché è una delle isole più vicine, cioè, quindi noi siamo la punta più estrema della Sicilia, quella che è quasi più a 2 passi. Ovviamente una situazione simile che c'è con Modica, Ragusa, quest'angolo della Sicilia è di gran lunga quello più vicino a Malta, e quindi per secoli abbiamo avuto più scambi di ogni tipo. Quando a Malta inizia questo assedio della flotta turca, i cavalieri non sono nelle condizioni di affrontare un assedio di questa potenza, anche in quel caso una flotta gigantesca. Si parla sempre di 30-40 mila uomini nelle mani, cioè al comando del pirata o ammiraglio Dragut, e da parte cristiana ci sono soltanto 200 cavalieri dell'ordine, 200 più circa 7.000 armati maltesi. Tutte queste sono le forze che hanno in quel momento i maltesi. Erano messi un po' male. Quindi è necessario, e l'ordine fa appello a tutte le forze cristiane, prima di tutte al loro ordine, che è diviso in lingue. Forse è la prima volta in lingue, cioè è la prima volta che nasce anche il concetto di Italia. Cioè i soldati, cioè i cavalieri venivano riconosciuti nella lingua di appartenenza e non nella nazione per cui anche se erano siciliani, il Regno di Sicilia per praticità, riferimento, per praticità. Sicuramente per praticità, vanno a semplificare e sono ospitati in quelli che chiamano alberghi, che in realtà sono quasi dei conventi dove ogni ordine ha la sua caserma, sarebbero delle caserme, per cui c'è l'auberge de France, cioè l'albergo dove stanno i francesi, l'albergo dove stanno gli italiani, dove stanno i castigliani, separati dai catalani, gli alemanni, gli inglesi, cioè ogni lingua è separata, ognuno ha la sua caserma, il suo acquartieramento e la sua identità proprio intorno alla lingua, ecco, cioè questo è il loro riferimento. E i siciliani sono insieme per la prima volta ai milanesi, ai veneti, ai genovesi, ai romani, ai napoletani, cioè l'ordine mette insieme tutti quelli che parlano italiano, e quindi noi ci troviamo fianco a fianco con popoli con i quali non abbiamo mai avuto una condivisione storica, ma per identità linguistica. Quindi ecco perché troveremo nell'elenco dei caduti i Del Ponte, i Caracciolo insieme ai nostri. Perché poi elenco dei caduti che è suddiviso tutto. Esattamente. Come l'immagine che staremo vedendo proprio in questo momento. Esattamente. Qui è Roberto del Mondaggio, mi ricordo questo. Stavo per dirlo io. E quindi poi. Ciao, sono Roberto del Mondaggio. Alla fine mi sono ricordato, perché io quando faccio queste cose, cioè sono un king, funzionano sempre. Episodio fatto il 28 giugno, lo sto montando il 27 agosto. No, non scherzo. E vai. Quindi l'aiuto da parte di Malta per i cavalieri dell'ordine netino, dell'ordine i netini che arrivano, esattamente, che arrivano. Quando partì?
Quando partirono questi? Partono, ci sono due momenti. L'ordine chiede questo aiuto a tutta la cristianità, ovviamente non chiede solo al suo ordine, ma chiunque e qualunque nazione, perché qualunque nazione ha ben chiaro che perdere Malta significherebbe uno smacco per la cristianità, per tutti, cioè, quindi sarebbe una vittoria per l'Islam che peserebbe moltissimo negli equilibri è un internazionali. pericolo a livello geografico anche di eventuali esattamente prima di tutti per i siciliani e quindi organizzano due soccorsi, il piccolo soccorso e il gran soccorso. In entrambi i casi il grosso arriva dalla Sicilia, gli aiuti arriveranno da ogni angolo d'Europa, ma il grosso arriva dalla Sicilia e la nostra città contribuisce con ben 5 cavalieri. Non ho memoria di altre città che abbiano dato più di 5 cavalieri, cioè da nessuna parte d'Italia e d'Europa un'unica città ha dato un così alto numero di cavalieri. C'è anche da dire che sono quasi tutti giovani, da pochissimo entrati nell'ordine e probabilmente pagheranno per questa loro non grande esperienza con la vita. Ma venivano scelti cioè loro andavano volontariamente? Assolutamente obbligati? sì. C'erano delle prerogative, delle credenziali necessarie? Intanto, ovviamente l'ordine pretendeva la nobiltà assoluta, anzi ancora è uno dei più severi, per cui per entrare nell'ordine avere 4 quarti di nobiltà per 200 anni oppure per 700 anni, c'è tutto delle regole abbastanza severe per l'ingresso nell'ordine, anche se sappiamo che per esempio Caravaggio riesce a entrare senza prove di nobiltà nei ranghi meno prestigiosi, ma entrano in realtà quelli che si distinguono per fede, per qualche motivo. Ma in una cittadina come Noto c'erano quanti cavalieri? Una città di Noto ha tantissime famiglie aristocratiche, quindi è coerente che ci siano quindi in proporzione è giusto che ne escano 5. Che ne escano 5. Sì, questo non significa però che Catania non ne avesse altrettanti. Evidentemente in quel momento non ha 5 nell'ordine pronti a partire. Non ha la disponibilità. Non ha quella disponibilità. Anche Messina aveva un'enorme quantità di e neanche cavalieri. l'urgenza sicuramente. E neanche l'urgenza. A noi sicuramente fa parecchio il fatto di averli a due passi da casa. Cioè, tra noi e Malta sono manco 100 km. Cioè, Malta è quasi più vicina di Catania, Certo. in distanza assoluta, quindi per noi è un pericolo più grave. E questi 5 prenderanno parte ad alcune delle battaglie più sanguinose, a Senglea, a Birgu, Forte San Michele, cioè, e ben 4 perderanno la vita. Quindi, Tutti nella stessa battaglia? No, in vari momenti, in varie battaglie. Sono appartenenti alle famiglie Sortino, Speciale, Settimo, non me ne ricordo, sono 2 Sortino, Speciale, Settimo e non mi ricordo, forse un Salonia, non mi ricordo più il termine. Fra Salonia, fra Francesco. No, sì. Qui è un barrino, penso. Fratello. No, questi sono sempre Fra, anche questi tocca il titolo di Fra. Ma fra come Frati. Hanno fatto una scelta. O come slang? No. Vedo Nicola tutto preso, ogni volta che sente Fra è tutto O Fra. Sono O un Fra. trapper oggi. Landolina, Sortino, Speciale, Settimo. Sì, qua non è Landolina. no, Sì, Landolina. sono qua, perché Sortino sono 2. Ah, ok, quindi Sono sì, 2 Il Sortino. vittorioso? Eh? Il vittorioso? Vittorioso no, è la città. No, il vittorioso, quell'unico che riesce a ritornare. Quello che sopravvive. Quello che Sì, sopravvive. quello che sopravvive. E infatti morirà a Noto. Ah, ok. Morirà tranquillamente, probabilmente prenderà parte alla battaglia di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, Sì. contro i turchi, questa volta però in Sicilia. Un attimo, del tizio abbiamo... se non avete ancora visto la puntata della strada Reggia, Mi sembra quasi inutile vedere questa, direi. No, Bisogna dovete andare a recuperarla. richiamiamo a dare un'occhiata E se a quella. l'avete tralasciata, riprendetela. Assolutamente. E poi vedremo anche, perché mettiamo altra diapositiva, il sarcofago di Niccolò Sortino con alla base la scimitarra per dire io Sì. ho combattuto
contro i turchi. E poi l'evoluzione di queste battaglie, come va a finire? Chi vince, chi perde? E allora l'evoluzione finisce che questa resistenza straordinaria, alla fine i cavalieri diventeranno ben 700, si tratta comunque di persone estremamente formate ed estremamente armate, quindi e non solo dal punto di vista militare, della tecnica, della conoscenza, delle armi, eccetera, ma anche dal punto di vista ideologico, culturale, quindi la loro motivazione di combattere per difendere la cristianità è altissima, quindi è superiore a qualunque attitudine militare, cioè, quindi ecco perché dimostrano un'efficienza in battaglia davvero incredibile. E questo spiega come riescono ad azzerare tutti i rapporti, che quelli erano praticamente 20.000-30.000, e loro con 700 cavalieri 700 cavalieri, vabbè, più i 7.000 maltesi non arriveranno solo, verranno anche gli aiuti, sono composti anche da normali reparti dell'esercito, cioè, quindi ci sono, alla fine le forze un minimo tenteranno ad essere riequilibrate, però sicuramente fa la differenza questa volontà ferrea di sacrificio totale dell'ordine, che riesce a bloccare totalmente l'armata. Un colpo da maestro viene dato, infatti tra l'altro non è un cavaliere quello che ucciderà Dragut, ma è un bombardiere, quindi in realtà quello è un bombardiere siciliano che riesce fortunatamente o fortunosamente a colpire il comandante dell'armata nemica. Chiaramente questo disorienta le truppe turche, aver perso il loro comandante, che è un mito, una leggenda per l'ammiraglio Dragut, quindi aver perso Dragut demoralizza le truppe, che non si riprenderanno più, quindi, e questo invece galvanizza le forze cristiane e quindi la battaglia sarà vittoriosa per l'ordine, e quindi sarà uno dei primi, uno scampato pericolo per l'Europa di cedere alla pressione dell'Islam, e noi abbiamo dato il nostro piccolo contributo. E quindi la città di Noto poi effettivamente ne gioverà di questa vittoria, del fatto di aver offerto? Certamente, perché come sai, alla fine quando la politica estera, la politica interna, dici i sassi e poi cioè, quando ci sono i momenti di difficoltà si virano amici. Esattamente. Il detto ma quando siamo nei che è venuto a aiutare, ecco, e quindi questo sicuramente agevola il prestigio, la conoscenza della città. Se in qualche modo Noto ha un certo rango, non è soltanto per l'attitudine culturale, per gli umanisti, per l'architettura, per gli scienziati che ha dato dopo tutte queste storie, ma spesso anche per uomini d'arme e fatti di sangue. Io mi chiedo a che livello ci siamo ridotti a Noto dopo che sento tutte queste storie, cioè è più un ragionamento, va bene tutto, però diciamo c'è meno intraprendenza. Dici diciamo che le condizioni storiche non ci chiedono il sacrificio per la città, o almeno non capita da un po', perché fortunatamente non capita da un po', fortunatamente, per cui per adesso non lo possiamo dire, ma chi lo sa, ci dovessimo trovare ad affrontare una situazione però d'emergenza. che c'è questa attitudine a Malta ci andiamo in vacanza ora per fare bordello, per fare, capisci a cosa ci siamo ridotti? Hai visto. Però comunque c'è un fattore d'onore sempre che ti spinge il ma non ci riduciamo a fare i boomer adesso, a criticare le nuove generazioni. Ma no, non sto criticando. Infatti io sto non lo critico. Solo con Roberto, per fortuna non ne abbiamo necessità di fare il test, ecco, diciamo, e siamo contenti così, assolutamente, che non dobbiamo fare questa prova. Ma io penso, considerata la storia millenaria di quest'angolo della Sicilia, se dovessero verificarsi condizioni estreme, penso che reagiremo in condizioni estreme. Io partissi come cavaliere. Partiresti? Sì, ce l'abbiamo. come cavaliere. Poi allora non hai il sangue blu tu?
Ma qual è il problema, scusa? Ma qual è il problema? Cavaliere, sangue blu, amico. 4/4 di nobiltà ce le ho, 4/5 di nobiltà ce le ho. E comunque questo prestigio che ha sempre avuto Noto, mi sa che ormai No, chiunque il prestigio rimane, perché comunque a livello siciliano è una città che ha dato un notevole contributo in tanti campi del... L'abbiamo fatto sempre virre. A volte simpaticamente, a volte meno simpaticamente. Può capitare. Che può capitare anche questo. E comunque, bene o male, nell'isola è riconosciuta questo ruolo di piccolo centro che ha dato un notevole contributo, ripeto, in tanti campi. Ovviamente non dobbiamo dimenticare che anche questo è quello delle armi e del sangue, è uno di quelli in cui ci si distingue. In passato esiste. Sicuramente sì. Ma in passato ricordo che questo fenomeno è successo fino al 1943, quindi non dobbiamo andare al 1943-45, quindi quando ancora nostri concittadini sono vivi, cioè testimoni di quell'epoca sono ancora viventi, quindi non è un'epoca così remota, non è quella di 20 generazioni fa. Sto parlando della generazione dei nonni, di molti dei nostri nonni, mio padre è stato in prima in servizio come militare, quindi soltanto 80 anni fa ci siamo trovati a dover dire adesso vediamo chi è pronto al sacrificio, e anche in quel caso magari ne faremo un'altra puntata assolutamente con, alcune storie che sono verificate proprio nel 40-45 durante la seconda guerra mondiale, in cui qualcuno per onore, per qualche motivo ha cercato il sacrificio estremo e ha ottenuto una medaglia d'oro alla memoria. E qui lasciamo un piccolo spoiler per la prossima puntata e ringraziamo sempre il Vincenzo Belfiore. Io ringrazio voi che ci divertiamo a raccontare queste storie e che poi diventano magari lo spunto per organizzare chissà quali altre assolutamente cose. Sì. Ma poi soprattutto lasciamo questa rubrica, no? Su tutte queste storielle di Noto che resta sul web, rimane sul web. Qualcuno potrà andare a riscoprire qualche storiella di Noto. Non è storiella, però sicuramente è una cosa bella, perché lasciamo a tutti, diciamo, delle conoscenze. Tu mi devi promettere che mi farai combattere sulla trave di legno lì a Noto Antica. Voglio riprendere un po' di ricordi. Noi documenteremo. Da quei giochi, da quei giochi è nata la voglia di fare, per esempio, le rievocazioni storiche in grande stile. Avevamo iniziato giocando e scherzando, e poi sono nate le rievocazioni, quindi siamo partiti così, cioè scherzando. Va benissimo. Io direi ci sono altre domande che possiamo concludere qui. Episodio più breve. Quanto è durato? Questo qua mezz'ora durerà, però molto intenso. 23 minuti. Perfetto. Quindi noi vi diamo appuntamento al prossimo episodio di Storia del Val di Noto, sempre in compagnia di Salotto Siciliano. Vi ricordo di seguirci su Instagram, su Facebook, su Spotify. Ora noi siamo su Spotify, così ci possono sentire anche in macchina. Non so che cos'è, però poi lo spiegate, perché faremo anche episodi dove spieghiamo Spotify. Fantastico. Va bene, un bacio. Prossima cosa, un condizionatore qua in camera lo dovrei mettere. Ma frate, già che se c'è, qualcuno ci vuole pagare, cioè ci vuole dare un condizionatore, ci vuole pagare e un divanetto, noi lo prendiamo. Noi diamo un servizio alla comunità e voi contribuite in qualche modo. In effetti squagliamo. Dettagli. Un bacio.